Si stringe il cerchio attorno al boss mafioso Matteo Messina Denaro, nuovo capo indiscusso di Cosa Nostra latitante dal 93. Alle prime luci dell'alba una vasta operazione antimafia nel Trapanese condotta dai carabinieri del Rossa ha infatti portato all'esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare. In carcere anche il sindaco di Campobello di Mazara, Ciro Caravà, accusato di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti la famiglia mafiosa di Campobello di Mazara avrebbe tenuto uno stretto collegamento col boss latitante e attraverso un pervasivo controllo del territorio sarebbe riuscita a infiltrare progressivamente le attività imprenditoriali ed economiche dell'area. Per non destare sospetti il sindaco aveva deciso di far costituire il comune parte civile nei processi a carico di Messina Denaro, ma sono numerose le intercettazioni a tirare in ballo il primo cittadino. In una conversazione la moglie di un boss spiega al marito che proprio grazie a Ciro Caravà avrebbe ottenuto in regalo i biglietti aerei per raggiungere il congiunto nel carcere del nord Italia. Non solo, gli inquirenti sono convinti inoltre che il sindaco Caravà avrebbe distribuito ai mafiosi anche lavori e appalti del comune. Le altre 10 persone inserite nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. Dall'inchiesta è emerso che non si è mai fermata la storica rivalità tra le due fazioni opposte a Campobello di Mazara, da un lato Leonardo Bonafede e dall'altro Francesco Luppino, quest'ultimo arrestato pochi mesi fa nell'ambito dell'operazione Golem perché ritenuto uno dei fiancheggiatori del latitante trapanese. Sicuramente è un'attività che colpisce uno dei circuiti di riferimento del latitante Matteo Messina Denaro e che ha consentito nel tempo di ricostruire le dinamiche organizzative, criminali, gli interessi illeciti di una delle famiglie mafiose più importanti dell'area, quella di Campobello di Mazara. Sicuramente Matteo Messina Denaro è una figura tipica nel panorama dei grandi latitanti. Comunque diciamo, questo mito è stato alimentato anche dal numero di anni diciamo, che lo ha visto latitante. No, come dicevo prima, il circuito di riferimento colpito dall'operazione odierna era senz'altro molto vicino al latitante e quindi indebolendosi noi speriamo che l'attività di ricerca ne tragga progressivamente giovamento, ma non ci sono aspetti direttamente riconducibili alla ricerca in questa fase.